Regia per le nuove misure anticontagio, riduzione della validità del Green Pass da 9 a 6 mesi, 4 mesi per la terza dose, obbligo di mascherina all'aperto e FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto. A Palazzo Balbi, tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente Zaia, che ha lanciato la campagna per la terza dose di vaccino, testimonial Federica Pellegrini. L'autonomia non esce dall'agenda del Veneto, ma è rimasta fuori dai temi toccati dal premier Draghi. Nella conferenza di fine anno rischia di essere un'occasione mancata per il governo. Martedì notte 2 ladri hanno tentato di svaligiare la villa di una famiglia di commercianti di Borgoricco. I malviventi sono stati messi in fuga. Allo sfogo del proprietario lo Stato non garantisce la pena. Ha aggredito la moglie che voleva separarsi da lui a coltellate mentre usciva dallo studio dell'avvocato. È accaduto a Padova, è il secondo caso in pochi giorni in città. Fissata la data della cerimonia di beatificazione di Papa Luciani, si terrà il prossimo 4 settembre in piazza San Pietro a Roma. La notizia è arrivata dal prefetto delle Cause dei Santi. A Caorle la magia del Natale dopo lo stop forzato dello scorso anno rivive con tante novità, in particolare per i bambini e le famiglie. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. L'avete sentito dai titoli, cabina di regia presieduta dal premier Draghi per nuove misure finalizzate ad arginare il contagio. Allo studio la riduzione della durata del Green Pass da 9 a 6 mesi, mentre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dalla seconda dose. Obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca, utilizzo delle FFP2 nei cinema, teatri, musei, allo stadio e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sui mezzi pubblici locali. Allo studio anche l'ipotesi di estendere l'obbligo di Green Pass rafforzato in bar e ristoranti fino al 31 gennaio, Super Green Pass obbligatorio anche per accedere a musei, sale bingo, palestre, piscine, sempre fino al 31 gennaio, divieto di eventi e feste che implicano assembramenti all'aperto. Per quanto riguarda le scuole, dai presidenti di regione la proposta al governo di 15 giorni di chiusura o di didattica a distanza. E a Palazzo Balbi, tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente Zaia, che ha tracciato il bilancio di questo 2021 con uno sguardo però anche ai progetti per il futuro. Sentiamo. Le sfide non sono tutte uguali. Questa volta vince la terza. La terza dose è fondamentale per sconfiggere il Covid-19. Prenota la tua vaccinazione. Con la terza vinciamo insieme. Veramente grazie, per me è stato un piacere e un onore collaborare con voi per questa campagna. Un'amica del Veneto si è messa subito a disposizione per questa campagna istituzionale. Con queste parole il presidente Zaia ha presentato il video di sensibilizzazione alla vaccinazione che vede come protagonista la campionessa Federica Pellegrini. Video dal pomeriggio diffuso sui social che verrà trasmesso anche dai mezzi di informazione. L'iniziativa voluta dal governatore che si è rivolto a quei cittadini che non si sono ancora vaccinati per timore. La battaglia la facciamo assieme e la vinciamo assieme. Questa battaglia dobbiamo vincerla, non dobbiamo tornare a chiudere tutto, dice Zaia, presentando i dati della giornata che vede in Veneto oltre 5.000 nuovi contagi, con un tasso di occupazione delle terapie intensive al 16% e dell'area medica al 17%. Si tratta di un terzo dei ricoveri rispetto all'anno scorso, quando avevamo però meno contagi, spiega Zaia. Ad indicare come oggi a fare la differenza sia la campagna vaccinale. Ma se la situazione ospedaliera dovesse peggiorare, il passaggio in zona arancione sarà inevitabile, per questo il Veneto ha pronto un provvedimento per salvare la stagione sciistica. Vi dico già che stiamo preparando un provvedimento, una mia ordinanza, affinché anche in presenza di zona arancione si continui a sciare. E il pensiero di Zaia va a tutti gli operatori della sanità veneta da quasi 2 anni in prima linea nella lotta al Covid. Io sono preoccupato per il morale delle truppe, ve lo dico veramente, perché dopo 22 mesi che stai lì a combattere e non vedi alba, mi metto nei panni del morale delle truppe. C'ho i miei che mi dicono che vedono operatori cinquantenni con la lacrima. E in questi 20 mesi il grazie di Zaia va anche ai giornalisti. Desidero veramente ringraziare la stampa per il grande, poderoso ed eccezionale lavoro che ha fatto in questo anno, anche l'anno prima.
Un Veneto che chiude ancora una volta il proprio bilancio tax free e continueremo ad esserlo. Se chiederemo un sacrificio ai veneti sarà per il sociale. Sottolinea Zaia ricordando che l'anno si chiude con un PIL al 6,9% e previsioni per il 2022 al 4,5%. C'è poi la sfida che passa attraverso i 229 miliardi di euro del PNRR. Noi ci siamo candidati per tutta la partita sicuramente della sostenibilità e questo senza escludere ovviamente il grande blocco dell'idrogeno. Veneto candidato a diventare laboratorio per la produzione e distribuzione ma soprattutto per la mobilità a idrogeno a partire dai treni. E a proposito di treni... Stiamo anche lavorando per Hyperloop, no? Che è il treno ad alta velocità, direi che è il treno più veloce del mondo. E bilancio di fine anno anche per il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che porge gli auguri alla città con tutta la sua giunta, e la salute ancora una volta la sua prima preoccupazione. C'è ancora tanta paura ed il timore di finire in zona arancione, ha spiegato, lanciando ancora una volta un appello alla vaccinazione. Vaccinate, fate la terza dose, non si scherza con questo, non si scherza più. Facciamo una certa dose, cerchiamo di evitare feste, festine, festoni, capodanni, è una cosa importante, non va sottovalutata assolutamente. È la salute dei cittadini la prima preoccupazione del sindaco Giordani. La pandemia non è un lontano ricordo. Il 92% dei residenti a Padova è vaccinato, ma il Covid è un incubo e per questo, prima di annunciare una possibile ricandidatura per le amministrative del 2022, il sindaco vuole pensare a come uscirne, quello che gli chiedono cittadini e commercianti. Quando finisce questa pandemia cominciamo a pensare anche a queste cose. Adesso ho fatto il giro di mercati e le piazze sotto il salone. Non mi ha chiesto nessuno, dicono tutti, quando passa questa pandemia, come saremo? È vero che passiamo zona arancio, è vero che i vaccini servono, è vero che su questo, il lavoro, manca il lavoro, no, va abbastanza bene, ha ripreso bene il lavoro, sono abbastanza tutti soddisfatti. È il terrore di tornare indietro, il terrore tutti di tornare indietro. Io mi ricordo quando giravo per le piazze, non c'era nessuno, c'era solo io che giravo. Non vogliamo tornare indietro. Intanto per il prossimo semestre i progetti restano numerosi. La gara per la seconda linea del tram, il SIR 3 e la stazione appaltante per la nuova questura in via Anelli. La decisione definitiva sul Parco delle Mura e sulla ex Prandina. E tornando indietro al 2021 che sta finendo, è il sigillo agli affreschi medievali trecenteschi a risvegliare l'orgoglio di padovano e primo cittadino. Ho parlato per un minuto a tutto il mondo. Chi mai avremmo immaginato nella mia vita di poter parlare di Padova per un minuto al mondo? Mai avrei pensato. E quando sono tornato, io ho sottovalutato il piacere dei padovani, l'orgoglio dei padovani. La gente, era sabato, sono tornato domenica, facevo in giro in bicicletta in centro, sugli asini, la gente era contenta. Mi ricordo 2 macchine sventolavano il fazzoletto bianco, cioè, incredibile. È stata vissuta non come atto politico amministrativo, come orgoglio di Padova. Ed oggi nella conferenza stampa di fine anno del presidente Zaia non poteva mancare l'autonomia. L'autonomia è una grande partita, una partita irrinunciabile per noi, però anche la volontà di dire che sull'autonomia noi non indietreggiamo di 1 millimetro. Molti mi chiedono, ma avete rinunciato a qualche delega? Noi chiediamo le 23 materie. L'autonomia non esce dall'agenda del Veneto, resta tra i primi punti anche per il 2022. Il lavoro non si ferma, nemmeno il dialogo con il governo. Stiamo trattando in maniera seria con il ministro Gelmini. Vi annuncio anche che ho incontrato il ministro Franco per l'autonomia. Si va nella direzione di una legge quadro. Voi sapete che nel collegato alla finanziaria c'è già il titolo. A gennaio potrebbe arrivare in Parlamento la legge quadro se si troverà l'accordo, spiega Zaia, che chiarisce come il Veneto abbia chiesto chiarezza sulla norma finanziaria. Noi abbiamo chiesto che la virtuosità venga premiata mantenendo inalterata la percentuale fissata e inventandoci poi una quota di compartecipazione di quel 10 in più da dare magari come quota di solidarietà, con una tassa destinata alle regioni meno fortunate e più in difficoltà. Autonomia però rimasta fuori dai temi toccati dal Premier Draghi nella conferenza stampa di fine anno. È mancata la parte dell'autonomia, è mancata la parte dell'autonomia perché ancora non entra nelle corde
della Presidenza del Consiglio, però è nel cuore dei cittadini. Rischia di essere un'occasione mancata per il governo, la riflessione del Presidente del Veneto. Questo governo ha un'opportunità, scrivere una pagina di storia. Se non la scriverà, passerà qualcun altro la scriverà. Un messaggio forte per la sicurezza stradale partito da Venezia, proprio a margine della conferenza stampa del Presidente. Anche quella dei morti sulla strada è un'epidemia, dicono Romina Ceccato e Andrea Dan, che hanno incontrato l'assessore Elisa De Berti. Oltre all'epidemia del Covid, come io dico che rispetto, l'epidemia sulle vittime della strada sta aumentando sempre di più. Dobbiamo in qualche modo arrivare a chi è dall'alto, che è il governo, e che metta dei fondi o che insieme possa collaborare per aiutare ed evitare altre stragi sulle strade. Spero che questo sia un messaggio istituzionale che arrivi direttamente al Consiglio dei Ministri, direttamente al Premier. Si sono trovati entrambi a Venezia, a Palazzo Balbi, per lanciare un messaggio potente. Romina Ceccato e Andrea Dan, genitori combattenti. La prima, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 angeli morti nel terribile incidente stradale nel luglio 2019 a Jesolo. Il secondo, papà di Manuela, strappata la vita a 6 anni nel 1998 a Codogné. Una traiettoria di dolore diventata una battaglia per la sicurezza sulle strade. I numeri d'altronde tracciano un'emergenza senza fine. In quest'anno nella Marca Trevigiana, con 900.000 abitanti, abbiamo 17 vittime sul lavoro e quasi 60 morti sulla strada. Dan e Ceccato, approfittando della conferenza stampa di fine anno del Presidente Zaia, hanno chiesto alla Regione, in particolare all'assessore ai trasporti Elisa De Berti, che hanno incontrato, di intercedere con il governo per accelerare un vero piano di sicurezza per la strada, fatto di infrastrutture ma anche di una campagna di informazione diffusa, perché nessun genitore né chiunque altro si trovi a passare un Natale come il loro. La vita non ce l'hai più, devi incominciare a ricostruirne una nuova per poter sopravvivere e andare avanti. Questi giorni vorrei che non esistessero, ma in questo momento il regalo più bello è essere qui nel dire che cosa vogliamo. E purtroppo dobbiamo registrare un altro incidente mortale nel veneziano, un terribile schianto questa sera a Porto Gruaro. Un uomo è rimasto incastrato nell'auto ed è morto sul colpo. Si tratta di un uomo di 75 anni, è successo intorno alle 17:20 nel centralissimo viale Trieste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sanitari del SUEM e gli agenti della polizia locale del Porto Gruarese. La strada è stata chiusa in prossimità di con gomme per permettere le operazioni di soccorso, con la viabilità che è andata in tilt. Ed ancora cronaca, martedì notte 2 ladri hanno tentato di svaligiare la villa di una famiglia di commercianti di Borgoricco nell'Alta Padovana. I malviventi sono stati però messi in fuga dal fidanzato della figlia dei titolari e dal loro cane da guardia. Succede perché lo Stato non garantisce la pena, il commento dei residenti. Quinto tentato furto in 20 anni per la famiglia degli Agostini, che risiede nella frazione di San Michele delle Badesse. Martedì notte, poco dopo essere usciti di casa per andare verso il Lido di Venezia con la loro attività di ambulanti di alimentari, 2 malviventi armati di grossi tronchesi e mazzette sono entrati in giardino, si sono protetti dal cane da guardia con un bancale in legno e hanno sfondato una porta a vetri. Dentro casa c'era il fidanzato della figlia dei proprietari, che appena sentiti i rumori ha telefonato al padre della ragazza e si è messo a chiamare forte il cane Thor. Per fortuna c'avevo il mio Thor, il mio cane, che li ha fatti scappare, però danni hanno fatto, però cosa vuole? Che danni hanno fatto? Abbiamo fatto danni al portone, alle finestre. Contanti in casa non ne teniamo, dice degli Agostini. Ai ladri non è interessato nemmeno il magazzino con la merce. Lasciando perdere anche il sindaco, è bravissimo, la polizia, è lo Stato che non ci tutela, è lo Stato sempre, che è colpa secondo me sempre dello Stato, perché non ci sono le pene adeguate, perché non si può andare sempre a rubare dappertutto ogni volta alla gente. Arrivata la quinta volta si sente più insicuro o la sua è più amarezza? È amarezza, perché siamo collegati con Padova Controlli, Carabinieri, e allarmi dappertutto, fa rabbia, perché
perché vedono che c'è allarmi dappertutto, cioè, è assurdo, perdono tempo per niente, hai capito il discorso? E abbiamo paura che può succedere qualcosa di male. Grazie al molto coraggio del moroso della figlia e ai denti aguzzi del loro pastore belga Melanois, i degli Agostini possono dire di averla scampata bella. Forse un cane è poco, ne prenderò un altro. Ed ora nel Vicentino, con la morte di Giulia Rigon, la 31enne trovata senza vita domenica nel camper del fidanzato. Dall'autopsia emergerebbe una terribile verità. L'esame autoptico sul corpo di Giulia Rigon porterebbe a una terribile verità. La giovane commessa potrebbe essere morta a causa delle percosse ricevute, una lunga agonia la sua all'interno del camper del fidanzato fino al decesso. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbe questo l'esito dell'autopsia eseguita ieri dal dottor Giovanni Cecchetto dell'Università di Padova. Il medico legale ha ora 60 giorni di tempo per depositare la sua relazione, pagine che saranno fondamentali per far luce sul giallo della sfortunata 31enne. Intanto il compagno di Giulia, Enrique Cappellari, indagato per omicidio, respinge ogni accusa e continua a dichiararsi innocente, confermando la sua versione dei fatti, ovvero che si sarebbe trattato di un incidente, una caduta fatale dal gradino del camper. Un Natale tremendo per la famiglia di Giulia Rigon, originaria di Asiago. I genitori sono chiusi nel dolore, aspettano di conoscere la verità, di sapere che cosa è accaduto domenica in via Capitelvecchio a Bassano. Vogliono sapere come e soprattutto perché la loro dolce Giulia è morta. Ed ancora cronaca, ha aggredito la moglie che voleva separarsi da lui a coltellate mentre usciva dallo studio del suo avvocato. È caduto a Padova, si tratta del secondo caso in pochi giorni in città. Anche domenica pomeriggio nella zona di Corso del Popolo una donna era stata aggredita dal marito. Ha aspettato la moglie, una donna di 37 anni che usciva dallo studio del suo legale in via Foscolo a Padova, e l'ha accoltellata più volte. È stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 41 anni di origine marocchina che nel pomeriggio di mercoledì ha tentato di uccidere la donna che aveva appena avviato le pratiche per la separazione. Nonostante le gravi ferite, la donna ha reagito riuscendo a scappare a quello che si era trasformato nel suo aguzzino, rifugiandosi nello studio dell'avvocato dal quale era appena uscita, e adesso è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Immediato l'intervento della polizia che ha rintracciato l'uomo in piazzale Stazione, arrestandolo con l'accusa di tentato omicidio. Più 572% per il gas, più 411% per l'energia elettrica, sono rincari da record quelli subiti dai costi dell'energia nel 2021. A lanciare l'allarme il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, che sottolinea come si tratti di rincari che gli imprenditori non riescono a recuperare nelle loro attività. Non sono buone neppure le previsioni per il prossimo anno, siamo in pieno di una drammatica crisi energetica che colpisce tutti i settori manifatturieri, commenta Leopoldo Destro. Uno shock insostenibile per alcuni comparti in assenza di interventi immediati. Si rischia infatti la sospensione temporanea dell'attività di molte aziende per eccesso di costi e la consistente riduzione delle marginalità. Destro si rivolge quindi al governo chiedendo di mettere in campo misure straordinarie per affrontare l'emergenza. Ed è fissata la data della cerimonia di beatificazione di Papa Luciani, sarà il prossimo 4 settembre in piazza San Pietro a Roma. La notizia è arrivata dal vescovo di Belluno Feltre nel pomeriggio di oggi dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto delle cause dei santi, dopo il via libera ottenuto da Papa Francesco. La notizia, attesissima, è divenuta così ufficiale per tutta la comunità bellunese, una sorta di evento natalizio da preparare, attendere e accogliere, ha affermato il vescovo Marangoni, che proprio in queste ore si prepara a celebrare la messa della notte di Natale. Una scuola in Madagascar in nome di Don Elio Larese, che dall'educazione e dall'istruzione ai giovani fece il suo tratto distintivo. Il progetto dell'associazione Insieme si può coinvolge la Camera di Commercio di Belluno Treviso, lanciata una raccolta fondi.
Aveva 74 anni Don Elio Larese, figura carismatica della Chiesa bellunese, preside per oltre 20 anni del Liceo Lollino, educatore e canonico della Cattedrale di Belluno. Don Elio si è spento lo scorso marzo all'ospedale di Belluno dopo aver contratto il Covid e la sua morte improvvisa ha lasciato attonita l'intera comunità. Per perpetuare la sua memoria gli sarà dedicata una scuola che i volontari dell'associazione Insieme si può realizzeranno in Madagascar, dove un bambino su 3 non sa leggere né scrivere e dove l'istruzione è un lusso per pochi. L'istruzione è la chiave di sviluppo, è la chiave che fa cambiare il destino dei bambini del sud del mondo, come osserviamo che cambia il destino dei nostri ragazzi qui. L'impegno economico per la struttura si aggira attorno ai 50.000 euro, ma i costi potrebbero lievitare. Subito è scattata una gara di solidarietà a cui partecipa anche la rete della Camera di Commercio di Belluno Treviso, che stimolerà le imprese all'esercizio della responsabilità sociale. I lavori si prevede possano iniziare già nel prossimo mese di aprile. Siamo convinti che potremo riuscire a portare avanti questo progetto. Il fatto che l'importo possa essere raggiunto non ci lascerà comunque in secondo piano l'estrema trasparenza e contenimento dei costi, che è un po' il nostro stile. A Caorle la magia del Natale dopo lo stop forzato dello scorso anno. Vediamo. Si va verso il 500.000 di presenze per il mercatino più lungo d'Europa, 1430 metri di lunghezza con una 70 di casette natalizie. Ci sono poi dolcissime alpaca per la gioia dei bimbi, la fiabesca giostra dei cavalli, il carosello, cioè la ruota panoramica e dulcis in fondo la grande novità dell'anno, la pista da sci di fondo a ridosso del mare a 2 passi dalla scogliera, dove si scia su una superficie sintetica di 400 metri. Caorle si è tramutata davvero in Wonderland, la terra delle meraviglie. Dopo lo stop forzato dello scorso anno, la terza edizione di Wonderland, appunto, torna rinnovata anche con il servizio di dog sitting e di addestramento per gli amici a 4 zampe, un'oasi di gioco tutta per loro e relax, mentre i padroncini potranno anche comprare pettorine e biscotti. Il tutto tra le piazze Vescovado, Papa Giovanni XXIII e Pio X. Piazza quest'ultima dove sono ospitate la Star Tower, la torre alta 37 metri che sovrasta la città, e appunto la giostra panoramica ad alta quota. Più basso ma ugualmente spettacolare l'albero di Natale di 15 metri. Un Natale questo 2021 da far brillare tra le luci delle nostre speranze e aspettative, che quest'anno, come non mai, ci auguriamo sia davvero all'insegna di salute, tanta salute, salute in abbondanza. Ed è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Benvenuti al meteo. Una perturbazione si avvicina al nostro territorio, vigilia asciutta ma piuttosto uggiosa, peggiora poi il giorno di Natale. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto non si escludono delle schiarite, ma cielo, come vediamo, in prevalenza coperto. Sulla pianura sono attese nebbie e foschie, localmente anche fitte. Qualche schiarita sui monti, ma anche qui maggiori addensamenti a partire dal pomeriggio. In serata e nella notte tra venerdì e sabato prime precipitazioni. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero, massime comprese invece tra i 2 e i 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso al mattino avremo qualche parentesi soleggiata, più nubi con il passare delle ore e in serata occasionali piovaschi. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 4-7 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, sui settori meridionali qualche foschia e qui durante la serata avremo anche qualche pioggia, tanto sole altrove. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-5 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Casa
Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.